Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine con cui in napoletano si indica molto negativamente un determinato tipo di persone. La parola in questione è rattuso. Con il termine rattuso in napoletano si indica la persona di mezza età o anche più anziana che si lascia andare spesso a comportamenti molto maliziosi o a commenti maliziosi nei confronti di ragazze poco più che maggiorenni o che nella calca approfitta della massa di persone per palpeggiare le ragazze molto più giovani. Il termine deriva probabilmente dal latino daradere, che vuol dire sfiorare. E in napoletano il rattuso viene indicato con spregio più che con odio, perché è una persona che fa pena da questo punto di vista. Non è neanche meritoria dell'odio dell'interlocutore. Classico esempio, si popolo vecchio rattuso, quando si parla di una persona anziana che sta facendo un commento molto lascivo nei confronti di una ragazzina diciottenne, diciannovenne o molto più giovane di lui. Detto questo, io vi saluto, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brino!